Tutto il Veneto è stato colpito da violenti nubifragi, forte vento con conseguente abbattimento di numerosi alberi. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha dichiarato quindi lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteo verificatisi nelle città della città metropolitana di Venezia e nella provincia di Rovigo. Ciò fino a quando i danni saranno verificati e censiti sia nelle opere pubbliche che private. Nel frattempo la Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido alle 14 di venerdì 19 agosto, quindi oggi. Criticità arancione. La perturbazione interesserà ancora tutta la regione per temporali localmente intensi con fenomeni a tratti anche diffusi e organizzati.